Quante volte ho risalito questa stretta valle tra le stanghe del carretto dalle pesanti ruote, passo dopo passo, di ritorno dai paesi della pianura, dove avevo venduto oggetti di legno o li avevo barattati caricando il carretto di viveri per la famiglia. Quando arrivavo alla vecchia diga, ora rimodernata, cominciavo a guardare verso il bivio Molassa, con i suoi due giganti di pietra su cellina, con un ciuffo di cespugli in cima come per formare un cappello piumato. Nessun artista può fare queste cose meravigliose, solo Dio. Quante volte la Corriera ha percorso questa strada dai lontani anni '20, quando Giacomo Giordani avviò il servizio di linea da Cloud a Montereale, e quella che da Cloud conduce a Longarone? Migliaia, a dispetto delle frane, delle slavine, della neve, del ghiaccio, delle alluvioni, delle piogge di acqua e di sassi, con inesorabile puntualità ed efficienza. Oggi la parte più ardita della strada della Valcellina è abbandonata. Per raggiungere Barcis si percorre la nuova lunga galleria che porta ad Andreis e di lì, attraverso la Val d'Int, si raggiunge la dolce conca dominata dal lago intitolato a Napoleone Aprilis. In un revival che ha qualche risvolto di commozione, la ripercorrono dopo 4 anni con la stessa corriera che ogni giorno da Pordenone raggiunge Barcis e Cloud, l'amministratore delle autolinee Giovanni Giordani, alcuni autisti in pensione, con le mogli, ospiti ed amici. Il viaggio è incominciato a Pordenone, sede operativa dell'azienda, e proseguito attraverso San Martino di Campania e Montereale, la porta della Valcellina. Poco a poco, sul filo della memoria, emerge dal tempo la saga della famiglia Giordani, pioniera di un progresso conquistato con le virtù proprie delle genti di montagna: il coraggio, la tenacia, la volontà. Fin dal lontano 1922 il pericolo è stato in agguato dietro ogni curva. Una manovra sbagliata, un guasto ai freni, un masso che si staccava dall'alto. È una gioia ripercorrere questa strada oggi chiusa al traffico, senza l'assillo dell'orario da rispettare, senza auto e camion che pericolosamente incrociano, imponendo manovre millimetriche sull'orlo di precipizi e malgrado il continuo pericolo di frane e slavine. L'acqua cristallina del Cellina rumoreggia e gorgoglia fra sassi giganteschi, lisci come le gote di una donna, e disegna 1000 arabeschi sull'arena bianca, ora sottile, ora grossolana. La parete rocciosa sulla sinistra ti sovrasta. A mezza via, fra la cresta e la strada, un alberello si regge in precario equilibrio. Più avanti, l'angusta gola del Molassa, ove la luce si fa largo a fatica fra lisci strapiombi in una fantasmagoria di emozioni e colori. Ed infine la secolare visione di Barcis e del suo lago, senza mai dimenticare l'arditezza ingegneristica di tutto il tracciato stradale. Fino all'alba di questo secolo, i valigiani, per scendere da Barcis nella pianura pordenonese, dovevano percorrere una carareccia tracciata lungo le forcelle del Dinte e della Creuse, 5 ore di cammino, sovente con l'onere di cariche e merci. L'accesso alla valle dal versante di Longarone non era meno arduo, dapprima per sentieri scoscesi e poi lungo una tortuosa strada completata nel 1913 con la costruzione del ponte sul Colombert, lanciato su un abisso di 138 metri, un'impresa da coraggiosi. La strada per Barcis, realizzata in concomitanza con una delle prime imprese della giovane industria idroelettrica italiana, lo sbarramento del Cellina in località Medata, fu aperta nel 1905 e segue il tracciato del canale derivatore che, aggrappato per 4.364 metri alla roccia, con 5 gallerie e 37 fra ponti, canale e viadotti, conduceva fino a pochi anni or sono l'acqua alle turbine della centrale di Malnisio, che produce energia elettrica per Venezia, Pordenone, Oderzo, Treviso e San Donato. La Valcellina si schiodava così dal suo isolamento, togliendo il pesante sigillo che aveva reso ostici i rapporti con la pianura pordenonese. Dovette però attendere alcuni anni prima che il coraggio imprenditoriale di Giacomo Giordani le assicurasse regolari collegamenti, dapprima con Montereale, poi con Magnago e infine con Pordenone. Un servizio che, iniziato nel 1922 fino ad oggi, l'azienda ha assicurato senza interruzioni se non quelle imposte dalle calamità naturali, con solerzia e con efficienza.
Tracce della presenza Clout della famiglia Giordani risalgono ai primi decenni dell'Ottocento. La sua leggenda incomincia però con Giacomo Giordani, il pioniere del trasporto pubblico nella valle. Nato nel 1863 come buona parte dei suoi coetanei, si dedicò al commercio ambulante che allora era una risorsa importante per l'economia della valle e proprio durante una stagione di lavoro in Veneto, a Pederobba, conobbe Giuseppina Facchin, la donna che divenne sua moglie e gli dette ben 15 figli, 11 dei quali ebbe la gioia di vedere adulti. Ai maschi impose i nomi di primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, alle femmine quelli di Maria, Margherita, Giuditta, Barbara e Rosina, la più giovane che morì a soli 24 anni in Clout. Alla fine del secolo, impegnato nella gestione insieme alla moglie, detta Maela, ossia forestiera proveniente dal Veneto, dell'unico albergo di Clout e forse dell'intera Valcellina, che denominò alla posta obbligato riferimento al servizio che in quegli anni stava raggiungendo la valle. E fu proprio la posta a dare la svolta decisiva alla sua vita. Il 6 novembre 1901 egli sottoscrisse un'obbligazione personale con l'amministrazione postale di Belluno, in forza della quale si impegnava a garantire servizio giornaliero di recapito della corrispondenza nella tratta Clout-Cimolais-Erto per il compenso annuo di 650 lire. I tre paesi dell'Alta Valcellina distano fra loro 16 chilometri. A piedi Giacomo Giordani li percorre migliaia di volte. È probabile che certe sere, dopo essersi sorbito la doppia passeggiata Clout-Cimolais-Erto e ritorno, sotto il sole cocente o affondando nella neve, abbia maledetto il momento in cui aveva sottoscritto quell'atto. Ma si sa, la gente di montagna è testarda, non molla mai. E lui, Giacomo Giordani, di questa razza era un campione. E poi aveva un'altra buona ragione per non demordere. La sua era una famiglia numerosa e toccava a lui assicurare ai figli il presente e soprattutto il futuro. E allora avanti. Anno dopo anno i piedi vennero sostituiti dai cavalli, i cavalli aggiogati alle carrozze e infine nel 1922 sostituiti con le corriere, con tanto di scritta sulle portiere Autoservizi Giacomo Giordani. La ragione sociale sostituita nel 1950 con l'attuale Autolinee Giordani, società a responsabilità limitata. Molti ostacoli furono superati d'un balzo, altri rimossi con la pazienza, sempre pagando un alto prezzo all'efficienza. In quegli anni, oltre alle due prime corriere per avviare le linee Clout-Longarone e Clout-Montereale, l'azienda acquistò 2 camion per trasporti pesanti e un'automobile per il medico condotto e i malati gravi da ricoverare d'urgenza in ospedale. Per qualche anno, inoltre, funzionò a Longarone una rimessa Giordani con 4 auto per noleggio. Negli anni 30 l'azienda assicurò pure il collegamento di Clout con la Pussa, una località in Val Settimana dove le acque solforose e l'albergo Vedova richiamavano i primi turisti, oltre ai tanti appassionati della montagna che dell'Alta Valcellina avevano fatto la base per le scalate delle stupende vette dolomitiche del Crep Nudo, dei Monfalconi, dell'Odina, del Duranno, del campanile di Val Montanaia. Il secondo conflitto mondiale portò gravi limitazioni all'attività dei Giordani. Furono ridotti i viaggi perché mancavano i ricambi e le gomme, la benzina fu sostituita con il gasogeno che rendeva poco e doveva essere aiutato con una spruzzata di benzina, quando nei tratti di salita più ripida il motore delle corriere non ce la faceva più. Ma soprattutto perché la Valcellina fu teatro di duri scontri fra partigiani e tedeschi che costarono lutti e rovine. Bargis fu incendiata insieme a una 60ina di case e stalle di Clout. Nel 1944 i partigiani distrussero i ponti di Mezzocanale e del Colombert e fu giocoforza sospendere del tutto il regolare servizio di linea. Temendo che i nazisti le requisissero, i Giordani nascosero le corriere nella sperduta Val Gere. In quei tragici mesi si segnalò per coraggio e spirito di servizio Luigi Rossi, detto Sago, 86 anni, una vita al servizio dei Giordani, che l'avevano assunto ancora adolescente, assicurando agli abitanti dell'Alta Valcellina
con frequenti viaggi in bicicletta da Cloud a Montereale e ritorno, medicinali e genere di prima necessità. Nello stesso anno, il 1944, Giacomo Giordani concluse all'età di 81 anni la sua laboriosa e onesta esistenza. Attorno al suo letto, con la moglie Giuseppina, che lo raggiunse 3 anni più tardi, c'erano tutti i figli, con l'eccezione di Terzo, prigioniero di guerra in Germania. Alla fine del conflitto, i Giordani si preoccuparono di riattivare al più presto i servizi di linea da Clauto verso Maniago, Longarone, Belluno. Nella vallata la situazione era tragica. Molte famiglie piangevano i figli morti nei campi di battaglia di Grecia, Russia e Nord Africa, nei lager tedeschi, financo nelle montagne di Casa nella guerra partigiana. Barcis era stata incendiata dai nazisti, i boschi abbandonati, le attività economiche ridotte al lumicino. I valligiani erano alle soglie della fame. Occorreva toglierli al più presto dall'isolamento, ripristinando i contatti soprattutto con il Friuli occidentale. I Giordani lo fecero, anzi andarono oltre grazie al prolungamento della linea Clauto-Maniago fino a Pordenone, che scelsero come sede operativa dell'azienda. Il primo recapito fu aperto in Corso Garibaldi davanti al Cantinon Alfante, un pubblico esercizio allora fra i più noti in città, il secondo negli anni 70 in Piazza Risorgimento, il terzo in via Santa Caterina. Nel 1946 l'azienda allargò la sua attività alla linea Pordenone-Sacile-Polcenigo. Nel 1950 modificò la propria ragione sociale da Autoservizi Giacomo Giordani in Autolinee Giordani, società a responsabilità limitata. Negli anni successivi le migliorate condizioni economiche offrirono nuove prospettive all'azienda, dapprima con il trasporto degli operai e degli studenti dai luoghi di residenza alle fabbriche e alle scuole, poi degli sciatori nella stazione invernale di Piancavallo, ancora dei viaggiatori all'aeroporto di Ronchi e infine dei turisti un po' dovunque in Italia e all'estero. Ultimo investimento, l'attrezzata rimessa di via Prasecco che ospita gli uffici, l'officina meccanica, i depositi di carburante, le attrezzature e gli impianti per la pulizia dei pullman, inaugurata nel 1991. Con la qualifica di amministratore delegato al vertice dell'azienda alla quale ha dedicato oltre 40 anni di intelligente impegno e lungimirante prudenza, è Giovanni Giordani, figlio di Quinto. A lui il compito di delinearne le attuali dimensioni. Questa sede è stata costruita, inaugurata nell'anno 1991, sorge su un'area di 10.000 metri quadrati, 1.000 metri quadrati sono quelli coperti, comprensivi di officina, uffici e lavaggio. Il parco autobus è formato di 22 unità, 13 autobus per servizi di linea, 9 autobus per i servizi turistici. È una delle più vecchie aziende della nostra regione. I servizi che esercita sono dalla Valcellina su Pordenone, dalla Valcellina attraverso la Valle del Vajont su Belluno, e nella zona pedemontana Polcenigo, Sacile e Pordenone. Fino all'anno 1946 l'autolinea Cloud Pordenone era limitata a Montereale. Dopo, al termine della guerra 40-45, il servizio è stato prolungato a Pordenone e da qui è nato lo sviluppo dell'autolinea che è arrivata alle dimensioni di oggi. Dei 6 figli maschi di Giacomo Giordani, soltanto primo non entrò mai in azienda. Lasciò molto giovane la valle per trasferirsi in Francia, dove visse a lungo. Rientrato a Clauto, già anziano, vi morì nel 1956. Gli altri fratelli vi si dedicarono con diligenza, passione e tenacia, incuranti dei sacrifici che il loro umile ma prezioso lavoro richiedeva. Secondo, era uomo di carattere forte, imprevedibile e coraggioso. Nella grande guerra fra gli arditi combatté con onore sul Carso, sul Grappa e sul Piave. Nel 1937 cercò fortuna con il fratello Sesto in Africa orientale. Al rientro in patria tornò in azienda di cui tenne la direzione fino al 1956. A 79 anni suonati volle provare a se stesso che era ancora in gamba, scalando il campanile di Valmontanaia. Terzo ha lasciato in tutta la Valcellina una forte impronta. Fu un soldato coraggioso, un pubblico amministratore impegnato, ma soprattutto un trascinatore di uomini.
Ebbe il battesimo del fuoco in Libia nel 1911. Nella Grande Guerra si meritò la promozione sul campo per la conquista del Freihofen, un aspro picco nei pressi del passo di Montecroce Carnico. Morì nel 1945 a Zell am See, rientrando a casa dopo aver sofferto la prigionia in un lager presso Norimberga. Negli anni 30 fu podestà di Claude, i cui interessi difese con slancio i positivi risultati. Sobrio di gesti e di parole, Quarto Giordani si è segnalato per l'onestà e la serietà sul lavoro. Salvo una breve parentesi in Canada, visse intensamente la parabola dell'azienda di famiglia, impegnato soprattutto sulla linea Clauto-Longarone-Belluno. Gli anziani ricordano il coraggio da lui dimostrato nel 1946 quando garantì il servizio di linea attraversando con la corriera il precario ponte del Colomber, sospeso sul torrente Vaillon che scorre 138 metri più sotto e che gli ertani ricostruirono in 24 ore sotto la minaccia dei fucili nazisti dopo la distruzione del precedente da parte dei partigiani. Simbolo della fedeltà e della silenziosa dedizione all'azienda che ha lungamente guidato con saggezza, prudenza e rigore, Quinto Giordani ha concluso il 4 dicembre 1995 la sua operosa esistenza, negandosi all'impulsività e all'improvvisazione e valorizzando il suo nativo equilibrio, seppe tenere unita la famiglia garantendo all'azienda efficienza e continuità. 2 anni fa era stato premiato a Catanzaro dall'associazione di categoria perché è il più anziano concessionario di autolinee della regione Friuli Venezia Giulia. Di lui vogliamo ricordare le ultime visite alla nuova rimessa di via Prasecco. Si aggirava lentamente fra i modernissimi pullman, che continuava a chiamare Corriere, soffermandosi in silenzio con legittimo orgoglio davanti alle fiancate che portano la scritta Autolinee Giordani, quelle autolinee che insieme alla famiglia hanno riempito, lo si può dire senza incertezze, la sua vita, lunga ed esemplare. Sesto Giordani, il fratello più giovane, aveva un carattere gioviale e aperto. Stava bene con i giovani, che stimolò a dedicarsi allo sport, fondando l'associazione calcistica di Claude, di cui fu anche vicepresidente. Per lunghi anni si è anche dedicato con la moglie alla gestione dell'albergo La Posta, lasciatogli dal padre, che provvide a ristrutturare completamente facendone un punto di riferimento per le famiglie emergenti di Pordenone che volentieri ci si recavano a Claude per la serenità e la suggestione di quell'ambiente. Delle 5 figlie di Giacomo Giordani, la più anziana, Maria, trasferitasi a Belluno dopo il matrimonio, fece parlare di sé per le molte difficili scalate delle maggiori cime dolomitiche da lei effettuate insieme ai più forti arrampicatori bellunesi. Buon sangue non mente e in quello dei Giordani scorre abbondante insieme al gusto del rischio, al coraggio e a una volontà feroce. Delle altre sorelle, Margherita e Giuditta, seguirono i rispettivi mariti a Trieste e Milano. Barbara, diplomatasi maestra, fu tra le prime a introdurre nelle nostre scuole il metodo Montessori, che insegnò per oltre 40 anni, mentre Rosina morì a soli 24 anni. Operando in un ambiente difficile come quello delle Prealpi Carniche, i Giordani dovettero affrontare decine di emergenze e ogni volta improvvisare soluzioni capaci di ridurre al minimo i danni economici e il disagio per i passeggeri. La più seria si verificò il 9 ottobre del 1963, allorché un'enorme frana staccatasi dal Toc si abbatté sul lago di Vaillon, provocando un'ondata che spazzò via l'abitato di Longarone e alcune borgate di Erto, provocando la morte di oltre 2000 persone. Occorreva garantire al più presto i collegamenti tra la Valcellina e la Valle del Piave, allo scopo di evitare la diaspora degli scampati e assicurare loro il massimo aiuto. I Giordani risolsero il problema con il prolungamento della linea Claude-Pordenone fino a Longarone, attraverso Sacile, Vittorio Veneto e Belluno. In quei frangenti non si curarono del danno economico che l'azienda stava subendo, con i servizi stravolti, del sovrappiù di chilometri che le corriere erano costrette a fare, degli straordinari al personale in piena emergenza per mesi. Occorreva aiutare le genti delle valli del Piave e Vaillant, e riprendere a sperare, a lottare, a vivere. Lo fecero con partecipazione, con slancio, con generosità, dimostrando come la solidarietà sappia fare aggio nei momenti difficili su ogni calcolo e tornaconto.
Un altro momento difficile fu quello seguito all'alluvione del 1966 che allagò la bassa pianura pordenonese provocando gravissimi danni. Ne risentì anche la Valcellina e per prima la strada. Accadde che l'imponente quantità d'acqua liberata dalla diga di Barzi stracimò in diversi punti della stretta gola incapace di contenerla, nella strada e dentro le gallerie a nord della Molassa. Fu giocoforza interrompere il traffico e per diversi giorni anche il servizio di linea. Nel 1974, in località Medata, una grande frana precipitò sulla strada, spazzandola via per un lungo tratto. Ci vollero 4 mesi per ripristinarla. I giordani garantirono comunque il servizio di linea, e quello per gli operai che dovevano raggiungere l'industria di Maniago e Pordenone, con una deviazione nella Val Colvera dopo il difficile scollinamento di Pala Barzana. Questo punto è denominato località Medata, ha una lunghezza di circa 500 metri, molto pericoloso per continua caduta sassi, sia durante il periodo invernale sia durante il periodo autunnale delle piogge. Nel 1974 in particolare, più precisamente il 9 gennaio del 74, si staccò un pezzo di roccia, sfondò la sede stradale, il canale dell'acqua, e per ben 4 mesi fummo costretti a tenere i collegamenti con la pianura percorrendo la vecchia Pala Barzana che nel 74 non era altro che una mulattiera. La Regione è stata molto sensibile a questo sforzo fatto dalla nostra azienda e tramite l'allora assessore ai lavori pubblici Giust di Pordenone siamo stati aiutati con un sostanzioso contributo. I lavori per ripristinare la strada sono durati 4 mesi. Oltre alle imprese che hanno fatto le iniezioni di cemento e hanno cucito la roccia con quelle placche in ferro che si vedono e con dei tiranti che vanno in profondità per attaccarsi agli strati più solidi, per ripulire la roccia delle parti che erano rimaste pericolose è stato chiesto l'intervento della squadra degli scoiattoli di Cortina. Gli scoiattoli di Cortina ricordo che sono i rocciatori più forti delle nostre Dolomiti e il punto qui era molto pericoloso, richiedeva una grossa tecnica e sono stati appunto chiamati questa squadra di scoiattoli per un aiuto alle imprese che già lavoravano per ripristinare la strada. Sotto le autolinee Giordani che ho lavorato dal 58 al 94 perché io ero affezionato a quel lavoro, però era un lavoro che non bisognava farlo per forza, bisognava farlo di passione. Quella volta non si viaggiava come adesso, sicuri, bene, tutto con i conforti. Una volta si andava come si poteva. A volte si rimaneva a piedi, si andava a piedi. A volte bisognava ripararsi perché si restava a piedi. Non era come adesso il meccanico che veniva a fare le riparazioni sul posto. E quindi bisognava arrangiarsi di tutto. La vecchia strada della Valcellina non è come adesso fiori e rose. La strada della Valcellina, la vecchia strada, era quella che l'era, tante volte bisognava fermarsi, spalare, buttare via sassi, a volte caricare sulle corriere, scaricare, fare anche i facchini, perché nessuno veniva a farlo. Cambiarsi le gomme per le strade e tutto quanto. Certe volte si rimaneva anche a piedi dalle svalanghe che veniva giù. A parte a tutto, adesso le scambia tutto in complesso, al 90% in proporzione di quando che lavoravo io. Perché adesso, io a Giovanni, che può parlare e trattare. Quando che ero mivis, che avevamo ogni corriera un paron e tutti da un carattere diverso, sul serio. Che avevamo signor sesto, che avevamo signor quarto, signor secondo, signor quinto, tutti signori. E lo erano. E bisognava stare a trattare con la gente perché sennò si arrabbiava. E quando chi era arrabbiati, per disarrabbiarli, voleva dei mesi per tornare in pace, per stare insieme. O no? Anche quella per girare della diga del Vajont, quella mattina ho saputo che lei era cascata, quindi andai via subito per Pordenone e siamo arrivati a Belluno dall'altra parte.
a Longarone si arrivava dopo diversi giorni perché le strade lì erano già tutte rotte. Questa era la diga del Vajont, che dopo si arrivava a liberarsi e dopo tanto tempo siamo tornati da questa parte. Dopo la Pala-Barzana del 74, dai primi giorni della Pala-Barzana, era una mulattia la strada, bisognava camminare come che si poteva, invece dopo l'ha messa un po' a posto, si poteva camminare più meglio. Se no in principio si andava anche con le corriere, col muso fuori dai paracari, che non era paracari, era per modo da dire, e a far manovra sui tornanti. Quindi era 30 tornanti verso Andreis e 30 verso Maniago, bisognava fare 2 manovre per tornante. Gli assessori regionali ai lavori pubblici Bruno Giust e ai trasporti Gino Cocianni usarono espressioni di stima per la dedizione e lo spirito di servizio di cui nell'occasione l'azienda seppe dare prova. La variante stradale di Monte Fara, che collega direttamente Montereale con Barzis, ha tagliato fuori l'abitato di Andreis, che viene tuttavia raggiunto ogni giorno dalle corriere Giordani. Il suo arrivo anima puntualmente la piazza ed è sempre una gioia degli occhi l'assistervi. Oggi il paese al pari di Barzis sta aprendosi a un turismo assai promettente grazie alla bellezza dei luoghi e all'ospitalità della gente. Ai Giordani, Virgilio Gasparini, un anziano maggiorente di Barzis, attribuisce parte del merito di questa promozione turistica. L'autolinea Giordani, io da bambino ricordo ancora il vecchio Giacomo che aveva cavallo e carretto. Poi con lo sviluppo del motore naturalmente si è passati alle corriere. I fratelli Giordani sono degli onesti lavoratori, ma lavoratori sul serio, perché intraprendere un servizio di corriere a quei tempi e con quelle strade, a dir poco, non epico ma quasi eroico. Oltre il lago di Barzis, la valle si allarga, diventa meno aspra, in alto si stagliano alte rosate le vette dolomitiche e presto si giunge a Contron. La popolazione di questo pugno di case è costituita oggi da 5 donne e 4 uomini. Fino a qualche anno fa c'era una locanda dove spesso trovavano ospitalità per la notte i passeggeri della linea Pordenone-Cloud, bloccati dalla neve e dalle slavine che in gran copia precipitavano sulla strada ostruendola. Non si fermavano invece i fratelli Giordani e gli autisti che con i sacchi della posta sulle spalle risalivano il greto del Cellina fino a Cloud. Una galleria paramassi e neve, lunga 500 metri, ha posto termine allo stillicidio di incidenti e agli inconvenienti. Siamo nei pressi di Contron. Contron è la prima frazione che si incontra prima di arrivare in comune di Cloud. Questa località è caratterizzata nel periodo invernale da una forte caduta di slavine. La montagna sovrastante questa galleria artificiale è una montagna con poca vegetazione, quindi il formarsi delle slavine d'inverno è una cosa abbastanza normale. In questo punto con le corriere siamo rimasti fermi
anche per 4-5 giorni sommersi dalle slavine. La gente doveva scendere e raggiungere la frazione di Contron a piedi, dove venivamo ospitati quasi sempre dalla Gnalena, che aveva sempre le porte aperte e sentiva, come si usa dire, il tempo, sapeva quando le corriere sarebbero state costrette a fermarsi e la gente a ritornare, quindi trovavamo sempre le porte aperte. Claude è ancora la sede legale delle Autolinee Giordani e luogo di residenza dei diversi rami della famiglia. L'azienda ha salde radici in paese, ma è ormai qualcosa di lontano. È il passato, anche se le corriere puntuali vi fanno sosta. Due anziani autisti dell'azienda, Marco Giordani e Leonardo De Giusti, ricordano la loro esperienza sulle strade allora ben diverse e tormentate della valle. Da Longarone la strada era più difficile perché era tutta salita e discesa. Le rocce spioventi che bisognava stare attenti come si caricava le valigie. Per andare in su bisognava caricarle sulla destra, venire su bisognava caricarle sulla sinistra, perché se no le toccava la roccia e le valigie sopra. È un particolare brutto restare una volta che siamo restati a Erto, in Val de Pont, e là, mentre si era fermi con la corriera, in pochi di uomini andai per spalare la valanga e le venne un sasso che c'è un e lo ha portato e lo ha buttato del vaion, le resta morto e lo ha trovato dopo 8-10 giorni. E noi altri siamo restati là quella sera che avevo la corriera, noi altri che avevamo la posta in spalla siamo arrivati fino a Cimolais. Durante l'inverno al Passo Sant'Osvaldo arrivava tanta neve, anche se il spassaneve non era ancora passato si doveva proseguire lo stesso, con l'aiuto anche dei passeggeri, perché alle volte i passeggeri si doveva anche mettere in una corda, che Marco lo sa benissimo, una corda, farli tirare per aiutare il meso a andare avanti, insomma. E poi arrivati al Passo Sant'Osvaldo si proseguiva per Longarone. Cimolais è la porta della Val Vaionta alla quale si accede attraverso il Passo di Sant'Osvaldo, il Pezzei in dialetto locale. È un bel paese lindo, con un'edilizia povera ma dignitosa, che da sempre è per gli appassionati di montagna la base di partenza per le loro escursioni nelle stupende vette che si tingono di rosa come le Dolomiti, dalle quali sono sorelle. Alpinisti che furono clienti affezionati delle Autolinee Giordani e i più convinti estimatori di Cimolais. La prima strada tra la Valcellina e Longarone fu tracciata nella forra del Vaion fra il 1909 e il 1913. Pochi anni più tardi, nel 1922, Giacomo Giordani vi avviò il regolare servizio di linea. La costruzione tra il 1957 e il 1961 della ciclopica diga di 262 metri di altezza, che per qualche tempo fu la più alta del mondo, portò all'abbandono della vecchia strada e alla costruzione di quella attuale ben più sicura. I Giordani dovettero lottare anche qui con il ghiaccio, le nevicate e le frane. Il rischio era il loro pane quotidiano. La buona stella insieme all'eccezionale abilità di guida non li abbandonò mai. Gli autisti che l'hanno percorsa per anni alla guida delle corriere Giordani, oltre ai singoli passeggeri, conoscono ogni tornante, ogni curva, ogni sasso, ogni segreto di questo tratto, dal Passo di Sant'Osvaldo a Longarone, da Clauto a Montereale. Soprattutto della vecchia strada, quella che, ripresa dall'alto, dà le vertigini per la sua tortuosità e la carreggiata strettissima. In prossimità della diga del Vaion si conclude il viaggio sull'onda dei ricordi nel cuore della Valcellina e di una grande famiglia che ha saputo, nella concordia, con tenacia, spirito di sacrificio e di servizio, aprire alla modernità una vallata altrimenti costretta all'isolamento e al silenzio. Una famiglia di uomini forti che ha saputo battersi contro le calamità naturali e i pericoli di strade anguste protese su burroni, che ha fermamente creduto nel progresso, che non ha mai temuto il rischio imprenditoriale, per un compenso immensamente superiore al denaro, la stima e il rispetto della sua gente.